spero di trasmettere un messaggio coerente con l'incontro di oggi. Potrebbe anche non sembrarlo in parte, ma vorrei trasmettervi il mio pensiero e il mio sentimento nei confronti dell'ambiente naturale, e che cerco di trasmettere agli altri. Lo ritengo un mio compito personale questo, a cominciare dai bambini. Ho cominciato a seguire le scuole, soprattutto in Cansiglio e nell'area del Vittoriese, negli anni 70, con le prime esperienze organizzate dalla scuola del Veneto, assieme alla Regione, assieme al Museo di Storia Naturale di Venezia, portando soprattutto bambini delle elementari e meno delle medie allora a fare conoscenza diretta dell'ambiente. Come diceva il professor Parnè prima, il rapporto con l'ambiente è fondamentale, con la realtà esterna all'aula. E me ne sono reso conto nel corso degli anni, quando mi sono ritrovato persone che mi riconoscevano dopo 20 anni più, e anche una sola giornata all'aperto se la ricordavano ancora dopo molti anni, e questo era diventato un momento importante, anche una sola giornata nell'ambito di anni di scuola. Non vorrei essere diciamo così, tacciato di essere un diffusore di ecoansia, come si dice oggi, ma secondo me la coscienza dell'ambiente in cui viviamo e in quale situazione è adesso, noi rispetto all'ambiente e l'ambiente rispetto a noi, secondo me è importante, perché siamo così indaffarati, ognuno nella propria vita, a cominciare dalla scuola, ad accumulare nozioni, che non ci rendiamo conto della situazione della nostra casa. È giusto che la scuola sia una casa, ma per passi successivi la terra è una casa. Ecologia vuol dire studio della casa. Anche la parola etica, dovremmo avere un comportamento etico nei confronti della nostra casa, e sarebbe giusto, e anche la stessa parola richiama l'agire, il costume e quindi il mantenimento della casa. Allora, io vado avanti e credo di non aver saputo raggiungere la sintesi necessaria per oggi. Quindi chi segue, chiedo che mi dica quando sto esaurendo il tempo, ci interrompiamo. Eventualmente io ho preparato una serie di slide che sono un'infinitesima parte di quello che si potrebbe dire sul nostro ambiente, ma solo come esempi. Io le lascio, se qualcuno poi le vuole le può richiedere. Allora, le due parti fondamentali del pianeta sono la terra e l'acqua. Per quello che riguarda la terra, di fondamentale importanza sono le foreste, i boschi, e cioè gli alberi. Però da quando noi siamo arrivati sulla terra, da quando siamo comparsi come umanità, abbiamo trovato un ambiente con 6.000 miliardi di alberi, adesso siamo già a 1.500 miliardi di alberi, la metà. Però tenendo conto che la metà dell'ossigeno che noi respiriamo deriva dalla vegetazione, dagli alberi soprattutto, che produce ossigeno. Per metà dell'ossigeno presente sono gli alberi. Il messaggio di Mancuso, del professor Mancuso, che sta prendendo sempre più piede, è che dovremmo ripiantare alberi, ma da una parte abbiamo una legislazione schizofrenica che invita a proteggere gli alberi, la vegetazione, penso soprattutto a quella europea, e dall'altra dà incentivi enormi per tagliare alberi e usarli nel peggior modo possibile. Bruciare gli alberi vuol dire compiere
un sacrilegio verso la natura, dal punto di vista anche scientifico, cioè noi dovremmo operare per diminuire la quantità di CO2 in ambiente, invece promuoviamo il taglio degli alberi. No, non va bene, ovviamente. Il nostro è il pianeta azzurro, così viene chiamato, visto dallo spazio, è una entità che si è, non sto usando una parola a caso, formata nel corso di miliardi di anni ed ha raggiunto un equilibrio incredibile di cui noi non abbiamo coscienza nella vita di ogni giorno. Invece, come vi dicevo, intanto metà dell'ossigeno è prodotto dalle piante, ma metà dell'ossigeno, che ci è indispensabile per vivere, è prodotto dagli oceani. Nei primi metri di acqua degli oceani, dove vive il plancton, quelli di cui si nutrono i grandi cetacei e le balene, ma che non sono solo un nutrimento delle balene, l'oceano è come se fosse un'enorme foresta. La metà dell'ossigeno è prodotto da questo plancton, fitoplancton e zooplancton, di piccolissime dimensioni, da microscopici a appena visibili, ma in enormi quantità. Noi lo conosciamo da pochi anni. Pensate che l'analisi scientifica del plancton è stata fatta pochi anni fa, attorno credo, se non mi ricordo male, meno di 20 anni fa, ma studiando ci sono più di almeno 35.000 specie che sono state individuate e in quantità enormi e che costituiscono l'altra metà di produzione dell'ossigeno. È stato un grande progetto internazionale che ha coinvolto centinaia di studiosi, ma sono dati che rimangono così come conoscenza scientifica astratta. Invece dovremmo prenderci cura dei mari, degli oceani e del plancton, perché sono straordinariamente importanti per la nostra sopravvivenza. Una considerazione importante, secondo me, è che l'uomo nel suo patrimonio genetico ha circa 20.000 geni. Diciamo quelli nostri, proprio del nostro corpo, senza tener conto però che noi siamo anche pieni di virus e di batteri, ma che non sono tutti i virus, non sono tutti quelli cattivi che producono la pandemia, no? Senza batteri e virus noi non vivremo, siamo una comunità che comprende anche quello. Bene, se noi comprendiamo il patrimonio genetico dentro di noi di virus e batteri, arriviamo da 20.000 a 10 milioni di geni, cioè oltre il 70% del patrimonio genetico dei mari. Quindi noi siamo una parte della Terra e condividiamo, noi che ci riteniamo l'apice dell'evoluzione, no? Una piramide, che forse bisogna rivedere questo concetto della piramide, il 70% del nostro patrimonio genetico lo condividiamo col mare. Se poi andiamo a vedere la vita sulla Terra, per aumento progressivo, no? Con tutte le forme viventi sulla Terra, arriviamo con le scimmie evolute, per cui con un scimpanzé noi condividiamo il 98,5% del patrimonio genetico, cioè sono praticamente identici a noi. Però quell'1,5% dice, almeno siamo superiori all'1,5%, ovvero niente, non siamo superiori dell'1,5%, perché quell'1,5% di differenza dallo scimpanzé non è dovuto a un di più evolutivo, ma semplicemente a un gioco di bussolotti, a un rimescolamento di geni. Quindi tra noi e le scimmie la differenza è veramente straminima, ma questo nella teoria, e dovrebbe essere anche una considerazione che ci fa riflettere sul nostro modo di agire, invece non lo è affatto.
ma la vita sulla Terra è estremamente complessa, estremamente evoluta, e ognuno di noi dovrebbe avere una maggior consapevolezza di questa identità della vita sulla Terra. Immaginiamoci poi con il termine improprio e non scientifico, parliamo di razze umane. Non esistono le razze umane, esiste l'umanità inserita in un contesto biologico del quale condivide una parte enorme del patrimonio genetico. Tornando agli oceani, il riscaldamento globale sta riscaldando gli oceani, ma questo fenomeno porta a far sì che il plancton si ammali, cioè crea sofferenza nel plancton che produce l'ossigeno, e questa sofferenza fa produrre delle tossine che avvelenano il plancton e quindi i mari, fino a far appunto morire il plancton. Ma se arrivassimo al punto di perdere un'importante parte del plancton marino causa questa sofferenza dovuta all'innalzamento delle temperature, bene, rischieremo veramente una catastrofe ambientale enorme e che si rifletterebbe su di noi. Cioè, il calo così massiccio di ossigeno nel mare è un'emergenza planetaria gravissima, di cui si parla poco. È più grave la perdita di ossigeno dal mare che da quella delle foreste, che contribuisce in parte enorme, ma si tende più a parlare di foreste che del mare. Quindi è una realtà ignorata e dovremmo tenerne conto in maniera molto, molto più importante. Chi ha mai sentito parlare di protezione del plancton o del problema del riscaldamento degli oceani? Esiste sulla Terra un equilibrio che noi stiamo appena imparando a conoscere, o pochi di noi, pochi scienziati capiscono. Pensate, una ricerca promossa dal Fondo Monetario Internazionale, guarda, chissà perché, ma poi lo dico, è una ricerca secondo me un po' pelosa, dice che i grandi cetacei del mare sarebbero in grado di produrre una quantità per un fenomeno di concimazione del mare, cioè questi grandi cetacei con le loro deiezioni arricchiscono di sostanze opportune l'acqua di mare, la grande quantità di fertilizzanti in un certo senso, che farebbero vivere e prosperare il plancton che produce l'ossigeno. Bene, quindi le balene sarebbero indispensabili per la produzione di ossigeno, quella del 50% dei mari, ma nessuno lo dice. Probabilmente in un secolo abbiamo ucciso 3 milioni di balene, e anche adesso è difficile trovare dati in rete, perché addirittura si trova informazioni tipo: ma vengono uccise 200 balene, 2000 balene all'anno. Non è vero, nel 2000 ne uccidevamo 5.000 balene, adesso e nel 2020 ne sono state uccise, nel 2000 ne sono state uccise 20.000. Cioè, questo è un omicidio, un'azione criminale alla quale bisognerebbe assolutamente porre limite. Perché dico che la ricerca del Fondo Monetario Internazionale è pelosa? Perché dice: ma guarda, se salvassimo le balene potremmo tagliare l'Amazzonia. E invece la cosa corretta, per essere inseriti, diciamo, in maniera sostenibile, una parola che mi dà quasi fastidio sentirla, perché mi viene in mente la situazione attuale, che stiamo utilizzando i fondi europei per la pace per mandare armi in Ucraina. Bene, la sostenibilità governativa, diciamo, di chi ci governa nel complesso, senza far sconti a nessuno, i migliori sono morti da tempo, ecco, quindi la parola sostenibilità è veramente quasi sempre fuori posto. Stiamo parlando di
plastica sostenibile o di utilizzo sostenibile della plastica, la realtà è che abbiamo riempito i mari e ognuno di noi nei casi più, diciamo, più gravi mangia l'equivalente di una scheda telefonica di plastica alla settimana, perché ce le ritroviamo dall'acqua alle particelle nell'aria alla microplastica, eccetera. Quindi, e a livello globale probabilmente meno del 10% della plastica viene riciclata. Quindi anche qua parlare di sostenibilità è assolutamente fuori luogo. Per questa della situazione di sofferenza degli oceani potremmo dire che in poche decine di anni il mare potrebbe essere quasi privo di vita, perché non basta questa perdita di ossigeno a causare la sofferenza del mare, ma ci mettiamo noi con la nostra alimentazione, che è per il pianeta devastante, e quindi in poche decine di anni il mare potrebbe essere praticamente privo di vita. Chiedo scusa per qualche ma sono una capra informatica, quindi non c'è qualche errore, lo trovate. Se per la vita nel mare questa è la situazione, la vita sulla terra è altrettanto in crisi, in pericolo, in quanto noi facciamo sparire 30 ettari di foresta al minuto e quindi questa situazione, ed è soprattutto nelle zone tropicali dove esistono le foreste pluviali, che sono le più importanti, le più in biomassa vegetale, le più importanti per il pianeta, dove c'è la maggior biodiversità, ma dove anche si produce la maggior parte di ossigeno. E quindi sempre parliamo di sostenibilità, ma dopo la realtà è questa, cioè tra la necessità, tra virgolette necessità, di liberare spazio per l'agricoltura e l'allevamento e l'utilizzo del legno, continuiamo a tagliare, a bruciare una quantità enorme di foresta. La realtà, abbiamo parlato prima, ho sentito con piacere della serie, di solito magari ti chiamano anche come ambientalista a dire la tua opinione, però appena tocchi un argomento critico c'è la sollevazione, dice no, questo non si può dire, non va bene, oppure ti danno dell'estremista, ma ho sentito parlare prima di capitalismo aggressivo e distruttivo, eccetera. È la verità. Adesso, cioè, nella serie esistono due modi di porci nei confronti del pianeta. Uno è quello del capitalismo, che è imperante, cioè di uno sfruttamento senza riserve, senza limiti, e dall'altra quella invece di un'altra posizione di cui parlerò dopo, ma insomma, se il capitalismo comunque non è democratico, cioè non è riservato a tutti, nel senso che come media se tutti consumassero come gli attuali abitanti del pianeta dovremmo, il consumo medio, dovremmo avere 3-4 pianeti a disposizione, almeno per le aree più ricche, mediamente più ricche. Ma se tutti gli abitanti della Terra fossero come le zone più ricche dell'America, verso dove tendiamo teoricamente, di pianeti dovremmo averne per avere quelle risorse di spazio, di ossigeno, di alimentazione, di tempo libero, di consumo, eccetera, dovremmo avere 7 pianeti a disposizione. Vuol dire che se qualcuno tende ai 7 pianeti a disposizione per avere le risorse, qualcun altro dovrà averne una parte infinitesima, e già una percentuale altissima dell'umanità vive
in condizioni estremamente, sempre di più umanità vive in condizioni precarie, di assenza di servizi essenziali, di disponibilità dell'acqua, di cibo in maniera sufficiente, eccetera. Ecco, l'altro modo è quello invece di difendere il proprio ambiente, la propria casa, ma questa visione, diciamo, di necessità di difendere la casa cozza appunto con il potere tenuto in mano da chi sta puntando ai 7 pianeti a disposizione, ed ecco che le risorse vengono là dove, dai luoghi in cui ci sono, dalle foreste, dallo sfruttamento del sottosuolo, ma chi si occupa della difesa di questi luoghi per difendere la propria casa, vedete nel solo 2017 sono stati uccisi quasi 200 ambientalisti nativi locali, cioè tipo Chico Mendes, per dire, che difendevano chi difende la foresta, chi difende il proprio territorio. Un caso che mi ha molto colpito è questo del 2016 di Berta Cáceres, che si è opposta alla deforestazione e alla costruzione di una grande diga, ma questa cioè, potremmo ritenerlo un martire ambientalista, ma lei viveva a contatto con lo spirito della foresta, diceva: è lo spirito della foresta che mi dice cosa devo fare, che devo operare per fermare questa diga. È un'altra visione che noi magari possiamo avere, questa flauto ambientalista dice sì, ma cioè, nella foresta ci sono nuclei di piante allucinogene di cui questa... Ecco, invece l'altro appunto modo di rapportarsi con l'ambiente naturale è questa di non vederlo, non solo non vederlo come fonte indefinita di risorse alle quali prelevare senza nessun limite, nessuna regola, ma anche vederlo dal punto di vista spirituale, dal punto di vista del mistero della vita, che è incredibile. Io ho anche fatto una relazione scritta in cui, che trovate in cartellina, in cui parlo della riaccettazione del mistero. Noi abbiamo laicizzato, materializzato completamente la Terra, ma anche tutto l'universo, per cui al di là del consumo c'è magari la percezione della necessità di difendere l'ambiente, ma niente di più. È una visione antropocentrica, cioè noi va bene difendere l'ambiente, ma non per noi. L'ambiente va difeso come valore in sé, l'esistente, il pianeta, Gaia. Ecco, infatti nella mia relazione cito 2 autori a cui sono legato non intellettualmente ma nella prassi. Uno è Lovertra, che dice, che ha fondato la teoria di Gaia, medico, ricercatore, biologo, una teoria di cui lui stesso ha preso paura, in parte l'ha ritrattata, cioè Gaia è un organismo vivente, noi siamo fatti di cellule, le nostre cellule, ma siamo sicuri che le nostre cellule non hanno la coscienza di essere cellule? Noi ci riteniamo come corpo umano, come esseri umani, delle entità dotate di coscienza, ma facciamo parte dell'organismo Terra, Gaia. Siamo sicuri che noi come le cellule dotate di coscienza non abbiamo a che fare con un organismo che abbia una coscienza sua? Ecco, Lovelock ha preso paura di questo e ha detto no, ma io veramente intendevo dire che la Terra è come se fosse un organismo vivente. Gli antichi avevano già capito tutto, secondo me. I pianeti, la Terra, ma anche i pianeti sono entità viventi con una loro coscienza, e gli esseri viventi sono coscienti, consapevoli, e qua arriva la constatazione difficile da accettare, sono agenti. Ecco. Tornando a come noi trattiamo la Terra, siamo dei terribili consumatori di carta, ma la carta deriva dagli alberi, e poi non basta. Gli italiani sono tra i maggiori consumatori pro capite, 200 kg a testa all'anno dell'intero pianeta,
ma questo è il nostro problema nazionale, ma nelle grandi aree boscate del pianeta l'allevamento sta facendo dei danni estremamente importanti, determinanti per il nostro futuro. Tagliamo la foresta per fare agricoltura, soprattutto in Amazzonia, ma anche in altre parti, per coltivare quelle piante, soia e frumento, che servono a nutrire gli animali di cui ci nutriremo. Anche qua dice, non è mica che tutti dobbiamo diventare vegetariani, siamo fuori di testa. Invece nella presa di coscienza del nostro essere umani, agenti sul pianeta, ognuno di noi dovrebbe diventare consapevole di questo e mettere in atto delle strategie personali, dei comportamenti personali, che potremmo fare un elenco lunghissimo qua, dall'usare l'automobile in modo più consapevole e limitare, se ci riusciamo, a utilizzare i nostri vestiti fino a quando possiamo, fino a quando ci guardano e dico, ma non potresti comprarti un vestito nuovo? Ma cioè, consumare meno, anche questo, consumare meno è una bestemmia nel nostro modo di vivere. Diciamo, come consumare meno? Ma quanti posti di lavoro perdiamo a consumare meno? Quindi è un ciclo senza fine che ci sta portando sempre più drammaticamente alla situazione in cui ci troviamo. Che comunque il taglio della foresta è una perdita di conoscenze e di possibili utilizzazioni, diciamo, compatibili con la vita della foresta. Ricordo che dall'Amazzonia vengono fuori ci sono piante con cui curiamo il cancro e la leucemia. Anche il Viagra viene fuori dall'Amazzonia, cioè è una pianta conosciuta dagli indios, che la utilizzano per rivitalizzare gli anziani. Noi gli abbiamo già dato un'altra connotazione. Allora, devo scendere. Quindi la vita nella foresta, cioè noi veniamo dalle foreste, la nostra genetica si è formata all'interno delle foreste ed è una realtà che abbiamo rimosso completamente. La foresta è un bancomat e basta, a cui prelevare e basta. E appunto prelevare vuol dire tagliare, bruciare, coltivare, e sembra che il nostro benessere dipenda dalla quantità di chili di carne che mangiamo in un anno, no? Per molti è così. La Cina sta puntando, qualche decina di anni fa era qualche chilo all'anno per persona, adesso sono mi pare 20 kg a testa, e stanno puntando ad arrivare in 20 anni almeno a 50 kg a testa, per imitare gli americani che ne consumano 150. Ecco, non ci rendiamo conto di che effetto ha il solo consumo di carne, soprattutto bovino, sull'equilibrio degli ecosistemi naturali del pianeta. Siamo arrivati al punto che se prendiamo la biomassa dei mammiferi, tra cui ci siamo anche noi umani siamo il 36% di questa biomassa. Il 60% della biomassa dei mammiferi sono animali che noi alleviamo per nutrircene. Cioè della biomassa di mammiferi naturali, selvatici, è rimasto il 4%, quindi veramente una dose esigua. Quindi uno dei messaggi da trasmettere è: almeno cominciamo non a pensare che per star meglio dobbiamo mangiarne di più, ma anche che per star meglio dovremmo mangiare meno. Carne. Dovremmo tendere al vegetarianesimo, secondo me, e anche lì il discorso è lungo. Dice, ti do l'alimentazione vegetariana, non rompi più le scatole. Sì, ma come coltiviamo
questi vegetali. In quale modo? In modo intensivo? Cioè, se come in certe aree dei paesi sviluppati diciamo ma noi coltiviamo le fragole biologiche, 20 ettari di fragole, non va bene neanche lì, perché distruggi un ecosistema naturale, non lasci i fossi, non lasci le siepi, non allontani gli animali, eccetera. Quindi anche il biologico, quindi non solo il vegetariano o il vegano, non c'è una grandissima differenza, il concetto è quello, ma anche il biologico, dici ma come biologico? Già comunque diminuire il consumo di carne vuol dire lasciare spazio al ritorno delle foreste, se non si inventano leggi europee o internazionali per finanziare le biomasse, ma tanto adesso appunto il linguaggio è abusato e violentato, per cui appunto la guerra diventa un'operazione di pace, per cui bruciare legna è un utilizzo di un bene rinnovabile e sostenibile, non lo è affatto, e così anche l'agricoltura deve tendere verso il biologico, ma per far sì che non si utilizzi la chimica, che comunque necessita di una quantità di energia. Poi sì, ma qua siamo in un'area dedicata alle vigne, per cui nei luoghi in cui l'utilizzo di chimica è più massiccio, le persone sono costrette a fare i conti con 1 metro cubo di pesticidi mortali a testa, perché poi i dati sono questi, cioè in questa ecoansia da cui non dovremmo farci prendere, verrebbe da dire ma come fanno? Cioè, abbiamo una resistenza straordinaria noi esseri umani, la vita ha una resistenza straordinaria, però insomma dovremmo tornare il discorso che ha fatto per la scuola, è stato fatto per la scuola, in cui mi ritrovo pienamente, cioè riusciamo a creare condizioni sempre più vivibili nella scuola e la percentuale di sofferenza è relativamente bassa, dovrebbero essere tutti molto più ammalati i bambini, invece ecco. Quindi io credo che la considerazione, sono quasi arrivato alla fine, è che ce la possiamo ancora fare, ma dobbiamo cambiare testa. Ma non è il governo che deve cambiare testa, il governo è lo specchio della nostra pigrizia, della nostra non disponibilità a impegnarsi in prima persona. Abbiamo delegato, no? Invece non dobbiamo delegare a nessuno, dobbiamo essere protagonisti in prima persona, e il senso della responsabilità e del dovere verso la vita, che è sacra, non è scientifica la vita, sì, ma è un sottoinsieme, la scientificità è sacra. Quindi un bel libro di cui non ricordo l'autore, è un filosofo dell'Est, è Risacralizzare l'ambiente, che vuol dire, appunto ho citato Lovecraft, l'altro studioso, scienziato e attivo in prima persona è Erne Naes, anche lui negli anni 70-80 sono stati molto prolifici da questo punto di vista. Erne Naes, che era un mistico, uno che contemplava la natura, oltre che essere filosofo, docente universitario, eccetera. Erne Naes diceva dobbiamo prendere atto che esistono più ecologie. Esiste l'ecologia utilitaristica superficiale, cioè non devo andare in malora gli oceani, le foreste, perché sennò non respiro più, crepo. No, diceva lui, dobbiamo rispettare la natura perché è un imperativo etico, dobbiamo farlo perché la natura c'è, noi siamo una parte della natura e dobbiamo impegnarci per mantenerla perché è giusto, prendendo ognuno le nostre responsabilità. E il riferimento di Erne Naes non è la cultura occidentale, anche la più sviluppata, ma anche quella che comunque progressista, che uso dei termini un po', ognuno me li
meriterebbe un approfondimento, dice, ma quanto progressista, dice, progressista per chi e così via, ma fa riferimento alle culture, quelle che noi vogliamo come primitive. Ma davvero pensiamo che un abitante della foresta in Amazzonia o in Borneo o dei boschi sotto le grandi montagne dell'Himalaya sono degli arretrati, dei primitivi? In Himalaya le persone iniziano la giornata con una meditazione rendendo omaggio all'universo, cioè dici, ma in Nepal, in Himalaya, in Tibet, che ne sanno loro dell'universo che magari hanno fatto 70-100 km a piedi e non conoscono nulla? Hanno la coscienza di essere parte di un tutto con il quale vivere in armonia, al quale rendere omaggio, chiedere protezione, ma questo non vuol dire che ti rendo omaggio, ti chiedo protezione, dopodiché taglio, consumo, mangio, eccetera. L'uccisione è un atto rituale importante, atto rituale sacro, rendendosi conto che c'è un altro essere vivente che dona la propria vita, magari non proprio obbligato, ma per farti vivere, e quindi devi essere grato a quella forma di vita che si è sacrificata per farti sopravvivere. Noi andiamo dal macellaio o andiamo al supermercato e prendiamo la gallina dentro nel cellophane. Se uno dice, guarda, ho reso omaggio alla gallina che si è sacrificata per me, dicono ti chiamano subito le forze dell'ordine e ti impongono un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Ma i matti secondo me siamo noi. Salto qualche immagine per andare direttamente alla fine. Questo potrebbe essere il pensiero finale. La difesa della biodiversità è importante, e anche operare contro, tra virgolette, il cambiamento climatico. Sono azioni importanti queste, ma comunque, e con tutta la difficoltà, e non si riesce assolutamente a farlo, è una visione antropocentrica, cioè salviamo l'ambiente per salvare l'uomo. Invece noi dovremmo raggiungere una situazione mentale, ideale, che poi diventa pratica, attiva, di impegnarsi a salvare la terra per amore della terra. Non dovremmo aver bisogno di nessun'altra giustificazione, perché se, avendo una cognizione scientifica, la vita sulla Terra esiste tra i 3 e i 4 miliardi di anni, noi come Homo genere Homo, siamo presenti da 300.000 anni, è un tempo insignificante. Un esempio efficace è che se l'evoluzione della vita sulla Terra fosse la Torre Eiffel, la presenza dell'uomo sarebbe la verniciatura del pinacolo più alto della Torre Eiffel, mi pare che sia una sfera. Quella verniciatura è lo spessore della presenza nel tempo dell'uomo rispetto alla vita della Terra, quindi assolutamente nulla. Quindi niente di titanico, niente di dovuto, niente di assolutamente straordinario. Potremmo resistere, ma potremmo anche sparire, ma dobbiamo viverlo senza ansia e senza... Ma non è detto. Il nostro dovere è anche quello di far sì che, perché questo è biologico, non è solo culturale, dobbiamo operare per sopravvivere come umanità. Se guardiamo i nostri cari in famiglia, o guardiamo i nostri figli, o anche i nostri genitori, non possiamo dire emotivamente, guarda, se sparisci non me ne frega niente. Quindi questa visione unitaria, questa visione ecologica, ma di ecologia profonda, quindi anche etica, anche morale, ma soprattutto pratica per ognuno di noi, forse è l'unica via per provare a far sì che l'umanità sopravviva.
io lo penso così, nel senso che se pensassi che ma chi se ne frega, l'umanità si sta, diciamo così, sta vivendo e sta ottenendo i frutti rispetto a quello che ha seminato male, e quindi mi diverto questi ultimi anni. Invece no, penso che ognuno di noi, ma penso che anche voi, se siete qua, la pensiate nello stesso modo, tentare di far sopravvivere l'umanità nel modo più corretto possibile è un impegno che in un modo o nell'altro, ognuno in modo diverso, in quantità diversa, ognuno di noi ci siamo dati. Spero di non aver sforato di tanto. Va bene, grazie. Le cose da dire sono moltissime. Aggiungo un'ultima cosa che forse avrei potuto, ma appunto come è stato detto prima, ecco, uno dei modi, personalmente parlo, quando avendo visitato fatto esperienza diretta degli ambienti dell'Himalaya, ecco, mi sto impegnando con questa associazione che si chiama Eco-Hima Italia, ma è diffusa anche nel resto, che è una piccolissima associazione. Ecco, questo è il messaggio finale, no? Per riempire la scuola di tecnologia bisogna spendere cifre impossibili. Per riuscire a portare la scuola in un villaggio in Himalaya basta qualche migliaio di euro. Quindi ognuno di noi dei paesi più ricchi, anche gente senza grandi disponibilità economiche, può fare veramente tanto. Ecco, quando è nata questa associazione che non ha pensato, nessuno di noi pensava adesso arrivo là, con grande rispetto per gli dei di tutti, attenzione, non pretendetemi, ma ti porto la verità, ti porto la medicina, ti porto la religione, eccetera. No, l'associazione attraverso i suoi esponenti ha chiesto ai villaggi, le comunità dei villaggi himalayani persi nella foresta, che cosa volete? Che aiuto possiamo darvi? La risposta è stata la scuola. E quindi le prime azioni dell'associazione sono state quelle di costruire materialmente una scuola, le scuole, e fornirle di materiale didattico, i famosi fogli e le matite, portati con giorni e a volte settimane a piedi e spalle, e pagare i maestri locali, nel senso della lingua del posto, della cultura del posto. Proprio questa settimana ho visto un film bellissimo, Lunana, un viaggio ai confini del mondo, che mi ha fatto rivivere queste sensazioni vissute con questa gente e le loro richieste. Quando ci sono i bambini che al maestro dicono: tu per noi sei importantissimo perché la scuola tocca il futuro. Lo hanno capito loro. Basta, grazie.